A tutti, buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di corse del 26 settembre. Cominciano i puledri di 2 anni, Java dei Greppi, Gioia Ban, Gilda Cup, Jack Flash, Unexpected Tile, Gatorade Font in prima fila, Gravina MF, George Del Sile, Gianoli Alche e Gingerade Griff in seconda. I favori sono per il numero 2. Per il numero 3, Gilda Cup, macchina che accelera. Gilda Cup cerca di conquistare la testa e lo fa mentre c'è l'errore di Gioia Ban e in seconda posizione cerca di accodarsi. Numero 2, Gioia Ban, Unexpected squalificato. Tile riesce in 200 metri a sistemarsi in scia, quindi vantaggio la favorita Gilda Cup. In seconda posizione Unexpected Tile, precede Gatorade Font, poi tutti in fila indiana con la mossa esterna da parte di Gianoli Alca. Gianoli Alca progredisce gradualmente, avvicina Unexpected Tile dopo i primi 600 metri di gara, completati in un più che tranquillo 49,4. Terza posizione lungo la corda per George Del Sile. Intanto vediamo il completamento degli 800 che viene in 1,58, sempre al comando Gilda Cup nei confronti di Unexpected Tile. Non succede nulla, con all'esterno anche Gianoli Alca, con gli altri a seguire nelle identiche posizioni, ma il terreno di corsa è sempre piuttosto comodo dopo i primi 1000 metri in 1,22. Gilda Cup si mantiene all'esterno. Gatorade Font sono le due più attese. A un giro dalla conclusione le due prendono qualcosa di vantaggio a Unexpected Tile, che rimane comunque in terza posizione davanti a Gianoli Alca, che si è accodato avanti a George Del Sile, gli altri più discosti. Si arriva così al paletto dei 600 metri finali con Gilda Cup in vantaggio, ma viene ora attaccato con decisione da Gatorade Font, che insiste Numero a 10, 500 Ginger dall'arrivo. Ale Griff, squalificato. I due alle prese prendono ulteriore vantaggio e affrontano appaiati la curva conclusiva. Sembra viaggiare meglio Gatorade Font, ma cerca la difesa comunque Gilda Cup. Gatorade insiste all'esterno, prende qualcosa di vantaggio al completamento della piegata, poi si avvantaggia di un cavallo all'ingresso in retta d'arrivo. Gatorade Font in netta evidenza ai 100 conclusivi, va un po' in difficoltà Gilda Cup nel finale. Gatorade Font viene a concludere netta vincitrice, secondo posto per Unexpected Tile che piega nel finale Gilda Cup. 1,18,1 con 30,5 a chiudere, ma di là 29,4. Bel successo per Gatorade Font, fallosa al debutto. Gatorade oggi interpretata da Andrea Farolfi in luogo di Vincenzo Castiglia, viene a concludere nettamente piegando la favorita Gilda Cup, che poi è battuta anche da Unexpected Tile e deve accontentarsi del terzo posto. Il successo invece per Gatorade Font, Andrea Farolfi e Vincenzo Castiglia, ma aspettiamo naturalmente l'intervento della giuria.